quando ci sono delle legalità cerchiamo di intervenire nella maniera migliore per poter limitare i danni e anche per poter preservare dell'incolumità, come è accaduto nell'ultima circostanza dove praticamente questo raduno si stava verificando in un luogo insicuro. Pensieri e parole di Lamberto Giannini che, in occasione della medaglia d'oro di benemerenza consegnata dalla provincia di Vicenza alla Polizia di Stato, ha affrontato la questione che sta monopolizzando la discussione politica, il decreto anti-rave party. Ma oggi le forze dell'ordine sono impegnate in una battaglia molto più importante, quella contro la criminalità organizzata. Chiaramente bisogna lavorare, ma in particolare per quanto riguarda delle province così operose, dove viene prodotta grazie al talento della ricchezza, c'è la necessità della massima attenzione per evitare le infiltrazioni della criminalità. E questo è il nostro grandissimo sforzo, perché si deve poter lavorare bene, in serenità, al servizio della comunità.